Benvenuti amici di mattoscacco.com. In questo nuovo video andiamo a vedere una sorta di gambetto trappola che può fare il bianco all'interno della difesa siciliana. Chiaramente c'è bisogno di una continuazione precisa da parte del nero. Se il nero non risponde in questo modo, semplicemente la trappola non si può fare. Andiamo a vedere da quali mosse è composta. Noi siamo i bianchi, apriamo con E4, chiaramente il nero deve rispondere con C5, che dà il via appunto alla difesa siciliana, e ora solitamente il bianco gioca cavallo F3, oppure un'altra variante molto interessante è C3, con l'idea di andare a supportare la spinta di 4, ma in questa variante che voglio mostrarti oggi il bianco gioca subito di 4. Questo tipo di variante non dà particolare vantaggio al bianco, nel senso che se il nero cattura, il bianco può decidere o di andare subito al centro con la donna oppure di aspettare e giocare cavallo F3. Se il nero decide di non catturare, può semplicemente sostenere questo pedone in C con due pedoni, o l'avanzata in B, che non è male, oppure l'avanzata in D. Diciamo che nessuna delle due è consigliata, la migliore è chiaramente la cattura del pedone. Perché? Poiché a seguito della cattura abbiamo subito questa posizione dove l'arrocco del nero è praticamente andato. Quindi è vero che sarà una partita diciamo un po' lenta, poiché non ci sono più le donne sulla scacchiera, però insomma è da giocare, è da giocare. Il vantaggio sicuramente del bianco, però bisogna sempre sapere poi come sfruttare questo vantaggio e convertirlo in vittoria. La variante che analizziamo noi oggi, a seguito di D6 del nero, che ripeto non è la migliore delle risposte del nero, quindi deve per forza fare questo tipo di risposta, e anziché catturare e arrivare così allo scambio di donne, che ripeto che dà il via a una partita molto lenta, è l'avanzata in D5. Questa è molto interessante. A questo punto il nero come può rispondere? Può rispondere con cavallo F6, andando subito a fare pressione sui nostri pedoni centrali, oppure vede una sorta di, chiamiamolo così, tatticismo, che è quello che interessa a noi. Per esempio, donna 5 con l'idea di fare scacco, ma lo scacco di per sé sappiamo che non serve a nulla. Al bianco viene spontaneo, diciamo, interporre davanti l'alfiere, così non è più scacco, anzi ora abbiamo guadagnato un tempo perché minacciamo la regina, e adesso in teoria segue donna B6. Donna B6 con l'idea di andare a attaccare il punto debole del bianco. Ecco, diciamo che arrivare a questo punto con questa successione di mosse è piuttosto difficile, però voglio comunque mostrarti questa successione di mosse che è molto carina. Adesso noi non giochiamo come suggerirebbe il computer C4 piuttosto che alfiere D3 piuttosto che cavallo F3, ma giochiamo cavallo C3. Cavallo C3 offre in sacrificio il pedone in B2, che in questo tipo di variante si chiama pedone avvelenato, poiché è un pedone che non si può catturare. Sappiamo che in apertura ciò che conta è svilupparsi molto velocemente, e in effetti è quello che sta facendo il bianco, cioè un pezzo, due pezzi sviluppati contro praticamente nessuno del nero, poiché la donna non conta come un pezzo da sviluppare in apertura. Se il nero, anziché ora iniziare a fare cavallo F6 piuttosto che G6, seguito dall'alfiere in fianchetto, approfitta e accetta questo pedone in sacrificio, semplicemente perde la partita. Perché? La partita continua con torre B1, ora tutta questa colonna è controllata dalla torre, e la donna dove può andare? Qui non può andare, 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 qui non può andare perché è protetta dal cavallo, qui non può andare perché ci sono i due pedoni. L'unica casa di sicurezza ora per la donna è A3. Infatti dopo donna 3 segue una mossa molto interessante che è cavallo B5, con l'idea di attaccare la donna e minacciare il doppio su C7, dove ci sarà questa forchetta fra re e torre. Ma non è finita qui, perché adesso comunque c'è la donna sotto. Facciamo ancora il nostro stesso ragionamento. Dove non può andare la donna?
può andare qui, non può andare qui, non può andare qui, non può andare qui, non può andare qui non può perché c'è l'alfiere, qui c'è il pedone, alfiere, pedone, pedone, pedone. Qui non può perché c'è l'alfiere, potrebbe andare qui, ma ci sono i vari attacchi di scoperta dell'alfiere. Dopo, per esempio, cavallo C7, a parte che anche cavallo C7 stesso è di per sé un doppio che va poi a attaccare re, regina, un casino, un casino. Quindi l'unica via libera per la donna a quanto pare sia A4. Dopo donna 4, guarda che bel divertimento. Ah, chiaramente, perché non può catturare il pedone A2? Questo è molto importante, perché seguirebbe torre in A1, ora tutta questa colonna è occupata dalla torre, la donna non può andare in diagonale perché tutte queste case sono occupate, dovrebbe andare in B2 ma segue alfiere C3. Adesso la donna non ha più vie di fuga, non può andare proprio da nessuna parte, sono tutte case minate, tutte quante. L'unica magra consolazione è quella di catturare la torre, ma perde sicuramente la donna. Quindi abbiamo capito che il pedone, torniamo indietro, il pedone A2 non si può catturare, perciò la donna deve andare in A4, ok? Adesso probabilmente ti verrebbe da fare cavallo C7, scacco, il re si sposta, catturo la torre, scusami, catturo la torre. Ma questa non è la mossa più forte, te ne faccio vedere un'altra. Cavallo cattura in D6 scacco. Riesci a vedere la forza nascosta che sta dietro questa mossa? Chiaramente ora il re sotto scacco deve correre ai ripari. Se pedone per segue semplicemente alfiere in B5 con un doppio attacco fra re e donna. La donna è costretta a sacrificarsi e abbiamo guadagnato la donna. Se dopo questo scacco, per esempio, anziché catturare perché abbiamo visto che si perde la donna, il nero gioca semplicemente, non so, vabbè, il re si deve spostare, c'è questa, cavallo F7, scacco con doppio attacco. Il re ora si deve spostare, ci sono 3 case in cui può andare il re, c'è una casa nera e 2 case bianche. Sulle case bianche purtroppo non può andare perché seguirebbe sempre alfiere B5 con doppio. Idem se va su questa casa bianca, cioè sempre alfiere B5. Quindi diciamo che il re nero è costretto ad andare su casa scura onde evitare il doppio dell'alfiere in B5. A questo punto segue alfiere F4, quindi questo alfiere inizia a controllare le case scure. In B il re non può andare perché c'è la torre, qui davanti non può andare perché c'è il pedone. Cavoli, sembra veramente messo male. Può per esempio andare in D7, ma dopo D7 abbiamo ancora sempre lui. Quindi non può andare sulla casa bianca, che cosa può fare? Può interporre davanti questo pedone, ma dopo la presa al varco in E6 e scacco di scoperta ancora una volta, l'unica a interporre davanti l'alfiere in D6 e adesso c'è il matto. Quindi rivediamo velocemente tutto quello che abbiamo visto dall'inizio, quindi è un tipo di mossa che può prendere vita solo dopo questa successione di mosse, che è un po' particolare, diciamo che non è la più comune che vedi sulle scacchiere. E a seguito di questo, anziché catturare e andare così a giocare una partita senza donne, che può finire tranquillamente anche in pareggio, c'è questa variante più aggressiva che è D5. A seguito di D5, la nostra, diciamo, il nostro gambetto funziona solo se il nero gioca scacco e poi va in B6 con l'idea di catturare qui. Allora, dopo cavallo C3 e dopo che il nero ha accettato questo sacrificio, praticamente il bianco ha matematicamente perso la partita perché torre B1 e qui è costretto ad andare in A3 e qui c'è il cavallo che minaccia il doppio attacco. Abbiamo visto che il pedone in A2 non si può catturare, quindi deve andare in A4. Abbiamo visto che c'è lo scacco di cavallo in D. Se cattura col pedone c'è l'alfiere e perde la donna. Se invece si sposta col re c'è la cattura in F7 con doppio attacco. Il re può andare solo su casa scura, altrimenti si prende ancora il doppio. C'è alfiere F4, scacco durante la diagonale, spinta di pedone, scacco ancora d'alfiere, l'unica a interporre davanti all'alfiere e donna di 6, scacco matto. Bene,
Spero che anche questo piccolo trucchetto ti sia piaciuto. Ripeto, non è facile da attuare, il nero deve giocare quelle mosse che abbiamo visto non sono praticamente le migliori, però ti può capitare e ti può tornare utile. Spero che anche questo video ti sia piaciuto, se sì lascia un like e lascia anche un commento, spero di risponderti il prima possibile e ricordati di iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto. Ci vediamo alla prossima, ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!